Intanto, mentre carico la presentazione, mi scuso del ritardo. Purtroppo non ho potuto viaggiare ieri sera e ho preso il primo treno disponibile e quindi sono arrivato soltanto adesso. Tutto sommato lo scambio, diciamo, nella sequenza delle presentazioni non ha prodotto difficoltà, anzi Andrea Bianco ha fornito un ottimo inquadramento diciamo, del contratto di fiume anche nel quadro normativo, e quindi molte cose io potrò anche saltarle. Sì, Pineschi Mestre, esatto. E quindi andiamo subito a iniziare. Io focalizzerò più possibile la presentazione su appunto la governance appunto tra la pianificazione strategica di bacino e quella diciamo negoziata dei contratti di fiume. Credo che non mi si veda, vabbè, mi spiace, no? La prima fila, ecco, così. Allora, questi sono, se si vede perché la slide un po' si intuisce, sono i bacini idrografici transfrontalieri non soltanto dell'Europa, ma diciamo dell'Europa continentale, quindi non dell'Unione Europea, ma del continente europeo, e si capisce subito che la motivazione che spinge a produrre quegli atti normativi che Andrea Bianco ha così bene delineato, appunto le direttive comunitarie in particolare, rispondono a questa primaria esigenza. L'Europa, quindi non Unione ma continentale, è comunque dal punto di vista delle acque un condominio. Sono tanti i corpi idrici che sono condivisi tra più stati membri e non membri, e quindi la necessità di applicare approcci comuni, di parlarsi, di applicare approcci sia per la tutela delle acque ma anche molto di più per la difesa appunto dalle alluvioni. Quindi diciamo questa è la spinta che poi primaria che porta ad avere delle direttive e degli strumenti comuni. Andando a scale più piccole arriviamo fino al singolo fiume, al singolo rivo, rivale. Il termine rivale appunto significa proprio rivus, e sono appunto due persone che abitano da una parte all'altra di una sponda. Se andiamo in Europa, questi bacini idrografici sono diciamo, molto diversi da loro. Vediamo come prima dei grandi oggetti continentali, i grandi fiumi appunto continentali, e poi piccoli bacini, a parte il Po in Italia, ma in Italia tutto il resto dei bacini sono piccoli bacini che nulla, direi, dimensionalmente, ma anche come caratteristiche appunto geografiche, morfologiche, hanno a che vedere con quei bacini appunto degli oggetti che hanno spinto quelle strumenti di condivisione, che significa che il downscaling, cioè passare da quelle politiche grandi alle politiche poi di gestione territoriale, non è banale, è una questione piuttosto delicata. E in Italia questo è il reticolo, anzi diciamo un reticolo idrografico a una certa scala, quindi l'insieme appunto delle acque superficiali, e dal reticolo idrografico appunto le direttive, ma non solo appunto, si passa a identificare degli oggetti ben definiti che sono i corpi idrici, cioè gli oggetti sui cui poi si applicano le misure di risanamento, le politiche di gestione e quant'altro, con un processo che non sto qui a ripetere, non è questa la sede, e il reticolo e il corpo idrico comunque si riferiscono a una struttura, quella che abbiamo detto prima, il bacino idrografico come elemento di governance, e qui appaiono magicamente i bacini italiani, come diceva appunto, una situazione molto articolata, diciamo così, e per quanto riguarda la governance appunto ci viene chiesto di aggregare, come diceva Andrea Bianco, questi bacini in unità appunto di gestione che sono i distretti idrografici, e i distretti idrografici oggi sono 8, oggi forse domani no, ma oggi sono 8, sui quali appunto vengono applicate quelle politiche di cui Bianco parlava poco fa. Si è passati quindi da un assetto, come sapete, tra il bacino di rilievo nazionale, regionale e interregionale, all'attuale appunto tra il bacino di rilievo nazionale, appunto gli 8 distretti idrografici, e sui quali ancora si sta decidendo qual è l'organismo di governo, ma anche in questi giorni ci sono fibrillazioni, forse nel collegato alla legislabilità ci sarà qualche novità, forse sì, forse no, vedremo. Comunque si sta ancora discutendo e c'è un regime transitorio ancora per il governo di questi oggetti. Anche su questo non mi soffermo, è soltanto per dare un'informativa. E se l'ho già detto, gli strumenti di governo sono essenzialmente quelli comunitari appunto, e quindi anche nazionali, sono la direttiva quadro, la Water Framework Directive, e la direttiva alluvione, la Flood Directive.
Entrambe le direttive, come è stato detto, richiedono un approccio integrato, anche una governance collaborativa in multilivello, multiobiettivo, multi-stakeholder, e votata appunto al miglioramento ambientale e la gestione appunto del rischio idraulico in particolare. Ma in questi due strumenti importanti è previsto in maniera esplicita negli allegati appunto il ricorso a accordi negoziati, appunto, quindi di cui anche i contratti di fiume, come misure supplementari, che non significa aggiuntive o opzionali, sono quelle che vanno comunque implementate per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi sono assolutamente codificati, insomma, stanno nelle direttive comunitarie, l'Europa li vede e li sponsorizza, proprio appunto per l'attuazione del River Basin Management Plan, il piano di gestione, e il relativo Program of Measures, per il programma di misure. Quindi proprio è uno strumento che è attuativo, non soltanto pianificatorio, ma anche attuativo. E quindi i contratti di fiume sono iniziati prima di questo approccio comunitario, negli anni 80 in Francia, poi negli anni 90 in Belgio e poi negli anni 2000 in Italia. E la definizione sarà letta, ognuno la snocciola come crede, ma insomma più o meno è stato quello che è stato detto. Insomma, sono accordi volontari per appunto assicurare una liquidazione dei bacini, uno sviluppo socio-economico e per coinvolgere gli attori che più propriamente sono appunto vicini a quelle problematiche che affliggono gli ambienti fluviali. In Italia sono tanti che si occupano di fare appunto raccogliere dati, fare statistiche, e qui c'è una presentazione appunto di una ricognizione fatta, un censimento fatto appunto da Gusmaroli al 2012, al dicembre 2012, che vede un elevato numero di iniziative attivate in questo senso, ma di queste meno del 10%, cioè quindi 7 su 76, sono formalmente arrivate appunto a una firma di un vero e proprio atto vincolante, quindi diciamo un contratto vero e proprio firmato con impegni quindi assunti in maniera più o meno vincolante. I punti di forza di questo appunto approccio è l'interesse di cui si parlava anche poco fa, e probabilmente è stato anche ricordato nelle presentazioni di apertura, che mi dispiace di non aver visto, ma so che se non vengono registrate quindi le vedrò su internet. E quindi il grande interesse nel partecipare e sviluppare un approccio pattizio che affronti temi specifici appunto pratici, vicini appunto alle problematiche che affliggono gli ambienti fluviali. Creare una cornice comune per perseguire obiettivi integrati che riguardano il miglioramento ecologico dei fiumi, dei corridoi fluviali, la cura anche del paesaggio e del territorio, che spesso attiene una sfera parallela che non si integra mai con quelle che sono le misure di risanamento, e come è stato detto la riduzione e la gestione del rischio idraulico e idrogeologico, il riconoscimento e potenziamento di quei valori ricreativi che poi sono altrettanto importanti, cioè la gente che vive sui fiumi e sui laghi e sugli altri elementi vuole vivere anche quell'aspetto che per un utente è assolutamente rilevantissimo, e poi appunto per aumentare la consapevolezza di queste problematiche, della necessità di gestire, fare manutenzione del territorio da parte appunto delle comunità che vivono i fiumi e vivono le acque. E poi appunto un altro punto di forza è che questi strumenti sono in grado di dare appunto alle comunità coinvolte degli output, quindi delle risposte tangibili che a volte le politiche nazionali, regionali e anche locali difficilmente riescono appunto a produrre in maniera immediata. Ma ci sono anche dei punti di debolezza, essenzialmente che in quella che si chiama la stakeholder analysis, cioè appunto nell'analisi che si fa per coinvolgere gli attori principali, alcuni attori, spesso sono quelli che hanno maggior peso, quelli che hanno un coinvolgimento più importante, non hanno molta confidenza in questi processi collaborativi e a volte non partecipano, anzi magari li ostacolano pure, quindi non c'è a volte si perdono dei pezzi importanti nei contratti, e c'è un'innegabile difficoltà ad assumere appunto impegni vincolanti. Vi dicevo che meno del 10% di queste iniziative poi raggiungono effettivamente una sigla, un accordo diciamo scritto, appunto una sottoscrizione di un contratto vero e proprio. E difficilmente si arriva a una stima di quello che è appunto l'impegno economico, a prescindere da come questo venga poi diciamo effettivamente assunto, del costo dei piani d'azione che derivano dai contratti di fiume, quindi rimane vago anche dal punto di vista appunto di
applicazione pratica, quindi anche appunto finanziaria di queste iniziative, e poi molti impegni e scadenze che vengono fissati in questi strumenti spesso non saltano e quindi non si raggiungono quegli obiettivi, andando a impoverire e indebolire questi processi. E questo quadro fa emergere alcune domande base che appunto, a cui io e Gusmaroli abbiamo tentato di dare una risposta nel contesto di un recente convegno a Vienna per la European River Restoration. Quindi fino a che punto i contratti di fiume possono contribuire proprio per aiutare a derimere particolari situazioni conflittuali, come ad esempio nelle alterazioni morfologiche. Pensiamo all'idroelettrico, pensiamo appunto a importanti interventi di fisica idraulica come delle casse di laminazione, che sono interventi che spesso creano appunto conflitti importanti. È innegabile che appunto i contratti di fiume possono essere molto potenti in questo senso, perché appunto riescono a mettere sullo stesso tavolo soggetti che generalmente non si parlano, e quindi appunto è da questo punto di vista uno strumento che può aiutare nelle fasi decisionali ed essere una chiave importante. Però dall'altra possono anche essere utilizzati, come anche diceva Bianco, semplicemente per giustificare magari delle decisioni preconfezionate o esaurirsi in uno sterile contrapposizione, un dibattito, quindi applicare semplicemente una forma di dialogo magari tra sordi e non raggiungere niente. Ecco, in questi casi appunto, forti anche dell'esperienza che i contratti sono stati fino ad oggi, quindi appunto che sono stati applicati i risultati, ecco, si vede che la figura professionale anche di qualcuno che conosce i contratti, che li sa guidare, può aiutare l'amministrazione e i gruppi che si sono attivati a raggiungere gli obiettivi. Quindi questo appunto è una prima finding. E poi quale livello di sinergia, come anche Bianco nella conclusione appunto del suo intervento puntualizzava, tra il livello macro, lo chiamava, quindi i piani di gestione, e invece il livello micro, appunto il livello negoziale a scala appunto del fiume, della problematica, appunto può essere perseguito. Quindi qual è questo livello di dialogo che si può stabilire? Ecco, negli ultimi 20 anni almeno di pianificazione di bacino si è visto che purtroppo appunto non esiste una gerarchia, no, tra gli strumenti di governance. Non è detto, come un tempo si pensava, che un master plan poi sia in grado di mettere in linea gli altri strumenti fino ad arrivare allo strumento più piccolo. Non esiste un approccio a matriosca in cui c'è un piano appunto che poi li contiene gli altri e li coordina. Questo in Italia, ma anche nel resto del mondo, non è diciamo realisticamente pensabile. Quanto invece è importante che a un certo livello, che può essere, io mi auguro, quello del piano di gestione, quindi in una scala di bacino, ci possa essere la possibilità di riversare il più alto numero di input che possono coinvolgere appunto in un unico luogo, e questo appunto implica di sviluppare strumenti in grado appunto di far ottimizzare questo flusso di informazione. Questo appunto secondo noi potrebbe essere diciamo tradotto nell'ipotesi che in linea di principio in qualunque contratto di fiume l'autorità di bacino, quella che sia, quella attuale di distretto, quella di bacino regionale, debba essere presente come appunto luogo in cui queste informazioni possono effettivamente essere coordinate, a prescindere che poi avvenga da una parte o dall'altra l'attuazione, però come luogo in cui l'informazione si concretizza e si coordina. E poi, come sarò già accennato, e che è un po' un punto in cui dal primo tavolo che fu fatto da Umbertide nel 1999, no 2000, erano già il 2001 forse, quindi qual è il livello di obbligatorietà che si deve accompagnare appunto all'avviamento di un contratto di fiume? Come è stato più volte detto, la cosa bella di questi strumenti è che sono volontari, si basano sulla forte appunto determinazione dei soggetti che attivano questi processi a portarli a termine, a raggiungere gli obiettivi, e quindi una loro eventuale appunto contaminazione in strutture normative potrebbe essere un rischio che ne snatura appunto proprio la ragion d'essere. Però, nonostante,
è assolutamente importante che ci sia, come è stato detto, poi appunto è uno dei risultati degli ultimi anni di discussione, che una maggiore codificazione permette di cosa fare? Di prendere i risultati e renderli efficaci, altrimenti appunto, come si diceva, è stato riferito che Casalino ha detto questo, che appunto altrimenti si attua un processo, si inizia, si discute, poi si trovano i risultati, ma non ci sono i canali, non c'è l'ufficialità per tradurli in azioni, quindi una loro inserimento o codificazione in questo senso garantisce che gli output possano essere valorizzati e non ultimo appunto anche ai fini di eventuali uso di fondi comunitari o nazionali, cioè se esiste una specializzazione è più facile trasmettere. In questo senso, e qui c'è una conclusione appunto di portare in grassetto, ecco, l'attivazione formale, quindi appunto quindi non ma formale di un contatore di fiume potrebbe essere un elemento di premialità per appunto l'accesso a finanziamenti di carattere nazionale o comunitario e chiaramente previa una verifica della qualità dell'iniziativa, che non sia soltanto appunto una maniera per fare appunto un maquillage. Allora, io vado rapido alla conclusione tentando di legare quello che è stato detto e che verrà detto anche dagli altri interventi con iniziative appunto di alto livello e in pratica ne presento un paio che in questi giorni si sta discutendo, che sono di livello ministeriale, quindi dell'ufficio che rappresento. Uno è il notissimo disegno di legge Catania appunto sul contenimento del suolo e del riuso del suolo edificato, e l'altro appunto è l'abbattimento degli abusi edilizi nelle aree a rischio idrogeologico, che in questi giorni dovrebbe essere inserito nel collegato ambientale alla legge di stabilità. Ecco, il DDL sul consumo del suolo appunto ha una serie di finalità che riguardano appunto quello di valorizzare il suolo non edificato e arretrare appunto la tendenza a un eccessivo consumo del suolo, promuovere l'attività agricola e fissare come priorità il riuso e la rigenerazione edilizia del suolo rispetto appunto a un suo consumo in maniera che non venga eroso il patrimonio e consumato appunto dall'urbanizzazione, e quindi arrestare la certificazione e coordinare le politiche di tutela e valutazione del paesaggio appunto con quelle di sviluppo anche appunto agroindustriale e paesaggistico. Questi sono diciamo delle finalità che secondo me sono molto attinenti a quello che diciamo noi, perché questi obiettivi senza il coinvolgimento di chi vive il territorio sono più difficili da attuare, perché è proprio le persone che abitano il territorio che devono essere i primi appunto a volere queste cose, a pensare che sono obiettivi loro e non di qualche amministratore che arriva e appunto vuole soltanto spendere dei soldi che magari si rendono disponibili. E questo vale anche per il secondo appunto iniziativa di carattere ministeriale, che è quello appunto che viene proposta la creazione di un fondo inizialmente di 10 milioni di euro per il prossimo anno e poi dovrebbe essere rifinanziato per ogni anno, per andare a demolire gli edifici già dichiarati appunto incompatibili, quindi abusivi, che appunto insistono su aree ad elevato rischio. Questo perché è stato visto appunto che una delle motivazioni per cui non si riesce poi ad arrivare fino alla demolizione è che mancano i soldi o più spesso gli enti locali non riescono, i comuni stessi non riescono appunto a procedere. E in questo senso anche qui i contratti fiume non è che sono loro che devono attivare questo, c'è una norma che magari stanzia le risorse, ma attraverso la condivisione del territorio si può essere più in grado di agire e arrivare alla fine del procedimento. Quindi sono quei casi in cui secondo me questa appunto capacità di un territorio di organizzarsi, come si diceva bottom up, consentono di realizzare in maniera più concreta, più rapida e forse di realizzarli proprio certe previsioni. Concludo rapidamente con alcune conclusioni, ma che vogliono essere delle raccomandazioni, che sono quelle appunto che abbiamo portato a Vienna a settembre, e quindi assolutamente l'importanza di mantenere comunque in ogni caso la natura volontaria e collaborativa dei contratti di fiume come appunto un punto qualificante, un aspetto di forza di questi appunto strumenti. E invece di appunto cercare ad ogni costo una norma, qualcosa che li codifichi, andare a perseguire un efficace coinvolgimento degli attori appunto strategici delle comunità locali. Quindi concentrarsi anche importante sullo sviluppo e sulla disseminazione degli approcci tecnici e metodologici per aiutare
a farli i contratti di fiume. La forza dei contratti di fiume è farli, non tanto parlarne, riuscire a farli, attivarli, avere persone che ci lavorano, persone che poi vedono i risultati, quindi quanto più possibile sviluppare azioni di capacity building per trasferire buone pratiche e per facilitare l'attivazione di questi processi. A qualunque livello, appunto, corpo idrico, bacino, sottobacino, falda, costa, foce, chi ha l'idea più diciamo, stimolante lo faccia, perché appunto qui è un discorso proprio di applicare la buona volontà. Quindi il più possibile da parte delle amministrazioni, anche ministeriali, anche centrali, ma regionali, locali, supportare queste iniziative appena si manifestano, andando appunto, se è possibile, a trasferire le risorse disponibili per le tipologie di processi che vengono attivati e anche appunto expertise, quindi attivare ad esempio gemellaggi. Qui abbiamo la Lombardia, ma appunto il Piemonte anche hanno ottimi risultati, l'Italia anche del Sud si sta muovendo in questo senso, poter fare gemellaggi, trasferire appunto esperienze tecniche per supportare appunto la loro attivazione e quindi poi guardare quello che succede, quindi monitorare, valutare costantemente queste esperienze, addirittura pensando a un osservatorio eventualmente di queste esperienze anche a livello eventualmente comunitario. Ecco, io concludo con un extra, quindi una breve animazione, dice dovremmo lavorare in questa maniera, buon lavoro, ma molto spesso invece si lavora in quest'altra maniera, tanti appunto dicono come si deve fare e poi soltanto uno si dà da fare, qui il risultato appunto è tragico. È un lavoro questo? Ovviamente no. O addirittura succede questo, appunto, che tutti remano contro e non si va da nessuna parte, anzi si ha proprio l'effetto contrario. Ecco, i contratti di fiume probabilmente potrebbero essere un aiuto per lavorare non in questa maniera. Io vi ringrazio anche Gus Maroli che ha prodotto questa animazione.